valutabile dal punto di vista internazionale, basta semplicemente ciappare la bicicletta e cominciare a farlo. Cosa vuol dire indipendenza però? Perché adesso un attimo abbiamo visto che è l'unica alternativa, che abbiamo visto la situazione di crisi, eccetera. Ma cosa in concreto significa indipendenza? Cosa noi altri che abbiamo è così unico che ne rende felici attraverso l'indipendenza? Tante robe, ma tantissime. Ve ne elenco qualcuna. Giustizia snella e veloce, libertà, meritocrazia, felicità, senso civico, stato leggero, poche tasse raccolte e gestite localmente, controllo delle frontiere, sicurezza, pensioni sicure, libertà del pensiero, libertà economica, ospedai, curai e responsabilizzai, stato sociale proporzionale all'economia veneta e non pari all'assistenzialismo italiano, aumento dei commerci, rinascimento culturale, poche leggi essenziali e certe, rappresentanti veneti nel mondo, banche controllate, salari più alti, scuole più sane ed efficienti, informazione libera e garantita, sana ed etica gestione dello Stato, futuro di speranza per i giovani, ambiente tutelato e valorizzato, nessun potere ai partiti e ai sindacati corrotti, capacità e velocità di decisione, riscoperta della nostra storia millenaria, dimensione del Stato perfetta per la globalizzazione, tutela della pace, politica energetica ecosostenibile, risparmio energetico e il tutto reso possibile grazie a una nuova classe dirigente veneta che sta nascendo. Ecco perché serve il Partito Nazionale Veneto, perché per rendere questo che è un obiettivo e che è un percorso che si sa iniziare reale, serve la gente, serve la rete che lo renda possibile. Ecco che noi abbiamo creato il PNV che ha un unico obiettivo, l'indipendenza del Veneto. Ah, la vuoi dire tu? Ah, va bene. Quello che non devo. Allora, va bene, perfetto. Benissimo, bene. Allora, quello che vi invito, allora, prima di lasciare alla Sabrina questa parte, a fare una riflessione. Il momento è veramente topico. Noi ci troviamo di fronte a una situazione di crisi che è assolutamente unica. Questo è un momento di rischio, vi invito a riflettere se in realtà è una grande opportunità che abbiamo. E se noi altri non la cogliamo, rischiamo di fare la fine che ha fatto l'Argentina nel 2001-2002, quando si è trovato di fronte ad uno Stato che ha dichiarato la bancarotta finanziaria e che per risolvere i suoi problemi semplicemente è andato a derubare i cittadini bloccando i conti correnti. Noi faremo questa stessa fine se non riusciremo a creare una rete politica di persone che spiega queste cose ai nostri amici, spiega questi concetti e li fa viaggiare in modo virale e non creiamo quello che invece è la struttura reticolare che vi spiegherà la Sabrina. Mi faccio un appello, un accorato appello a essere parte attiva, perché il nostro futuro e la nostra libertà dipende solo da noi altri. Nessuno può darmi una libertà invece nostra. Non esiste neanche a nessuno però che possa dare la libertà a qualcuno che non la voglia, per cui dobbiamo volerla. Dobbiamo essere degli agenti di libertà in questo senso, per poter far sì che questa libertà avvenga e per raccogliere la nostra felicità. Grazie.